siamo in un quadro di congiuntura internazionale molto particolare, la frenata della Germania sta portando dei numeri anche da noi non proprio elegantissimi per quello che siamo abituati come imprese del Veneto. Però, ripeto, io vedo, e lo vedo spessissimo, appunto imprenditori veneti che stanno girando il mondo, realtà venete che sono eccellenze a livello europeo, mondiale. Il quadro d'insieme a livello nazionale e internazionale non manca certo di difficoltà, ma complessivamente il Veneto rimane in salute. A pochi giorni dall'ultimo Natale della legislatura regionale, il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti traccia il bilancio di un quinquennio di attività dell'Assemblea di Palazzo Ferrofini. La nuova legge urbanistica e di rinaturalizzazione del territorio, la nuova legge della cultura che aspettava da lustri di essere aggiornata, quindi cose che anche operativamente renderanno una regione Veneto sempre più adeguata al terzo millennio. Sembra una regione Veneto che sempre più deve fare i conti anche con disastri o semidisastri ambientali. Sì, disastri che mi permetto di dire riusciamo anche a gestire abbastanza bene, cioè nella tragicità di certi eventi stiamo ad esempio vedendo Vaia con dei cantieri importanti che sono in corso in tutto il Veneto, lo abbiamo visto a Venezia con la recente acqua altissima, direi io, dove in questo momento io penso che il 99% degli esercizi pubblici sono ritornati aperti, operativi. Uno degli ultimi atti della Regione nel 2019 è proprio lo stanziamento di €1 milione per contribuire al ristoro dei danni subiti dalla Basilica di San Marco durante l'eccezionale acqua alta del 12 novembre. Il contributo pubblico straordinario è stato deciso con uno specifico progetto di legge che l'Assemblea ha approvato a maggioranza, 43 voti favorevoli e 3 astenuti.